intanto complimenti perché insomma il documentario perdutamente, ma smuove molto, colpisce nella sua semplicità, ma poi alla fine il messaggio è pazzesco. E come prima cosa che ti chiedo, mi sembra che il tuo film giri attorno a 3 elementi: le parole, il tempo e l'amore. Sì, Mhmm, sono 3 elementi che sono hai creato 3 macrocosmi, no, non difficili da espandere se non parlando tanto. Andiamo con ordine. Andiamo con ordine, dai, iniziamo dal tempo, perché quello che m'ha colpito di più, c'è una frase interessante che dice che, i sono come i viaggiatori del tempo, i malati d'Alzheimer. È una cosa estremamente cinematografica, se vogliamo, noi che conosciamo bene il cinema, però è anche una cosa profondamente drammatica. Guarda, hai colto intanto un aspetto a cui tenevo molto e ti ringrazio, cioè nel senso che questo è un film, è un documentario, però genere documentario film, cinema. Nel senso che ha proprio anche per me la divisione in atti, no, tipica se uno insomma ha qualche retaggio anche di qualche mito dell'eroe, insomma di qualche c'è proprio la Sì, perdita del mondo ordinario e poi si torna poi si va nello straordinario e si torna nell'ordinario. Quindi la sensazione del tempo che il cinema dovrebbe aiutare, in realtà in questo film si perde ancora di più, anche perché comunque è un documentario che io ho girato nel corso di 18 mesi e ha avuto circa 2 anni di lavorazione ed è sai, è doloroso e faticoso, nel senso che per esempio io pensavo inizialmente che il cinema riuscisse a raccontare tutto e invece ho capito che non può. Quindi da una parte lo amo anche ancora di più dopo questa delusione, cioè anche il cinema è imperfetto, cioè il cinema dove che è il territorio in cui la possibilità è molto più alta della realtà, ho visto che si ferma di fronte a delle cose della vita che nemmeno il cinema saprebbe raccontare, cioè la storia di Luca, un ragazzo down sì, che io ho incontrato, sarebbe cinematografica, ma nessun produttore te la finanzierebbe perché è talmente fuori di testa, è talmente irreale, talmente inverosimile che non sarebbe stata possibile. E poi il cinema ha anche la possibilità di cristallizzare dei momenti nella memoria, no? E quindi il cinema è l'antidoto della malattia, è l'antidoto dell'Alzheimer. Però è come se a un certo punto nemmeno il cinema fosse esente dal dolore, nel senso che durante la lavorazione di questo film sono successe poi anche delle cose, no, delle persone si sono perse, insomma alcuni dei protagonisti del film purtroppo non ci sono più. Ehm, un'altra un'altra donna, la moglie di Raimondo, che è uno dei protagonisti del film, se n'è andata prima di Natale. Quindi il tempo è un elemento strano all'interno di Perdutamente. Il concetto dei viaggiatori nel tempo è un concetto che Franco, che è uno da cui siamo partiti per raccontare questa storia, racconta come delle persone che a un certo punto raccontano il tempo in maniera trasversale, cioè per loro, per un signore di 85 anni con l'Alzheimer, la sua infanzia potrebbe essere serenamente ieri. È come se loro non avessero vissuto, è come se non sbagliassero il montaggio di un film, no? Come se non riuscissero a trovare, come se alla fine mettessero l'inizio e a metà potessero mettere invece, è un film di Tarantino praticamente per loro, loro vivono dentro un Pulp Fiction continuo, cioè magari a metà vedono un pezzo del finale e poi alla fine trovano l'inizio, eccetera, eccetera. Quindi la dimensione del tempo è sicuramente complicata. Io ho provato con questo film a restituire un senso che però è davvero complesso. Tu avrai visto sicuramente The Father con Anthony Hopkins, ecco, è quello. Cioè, le fasi temporali si affastellano, insomma, si montano. poi ci sono le parole, appunto, altro elemento estremamente cinematografico, ma anche l'amore è un altro elemento molto cinematografico. Credo che senza amore un bel film non venga su, venga su un film brutto. Quando non c'è amore nelle cose, le cose si fanno male. Un film è come una persona, secondo me, non può fare a meno di amare, no? Nel momento in cui nasciamo, nel momento in cui si viene alla vita,
non c'è una forza capace di impedirci di voler bene a qualcosa o a qualcuno. Quindi c'è probabilmente un'intelligenza superiore in questo momento su di noi che ci dice di respirare, la stessa intelligenza superiore, al di là del discorso teologico, in qualsiasi cosa si voglia credere, ci dice anche che non possiamo essere esenti dall'amore. E quindi questo è, ora, i malati di Alzheimer sono degli innamorati, insomma, che nemmeno nella letteratura trovi così sublimi, no? Sembrano shakespeariani, cioè a volte sembrava di vedere Sogno di una notte di mezza estate, no? Cioè all'improvviso uno si sveglia e decide di amare qualcuno. Io non credo che esista un amore più disperato e appunto perduto di chi ti dice io non so chi sei, ma ti amo. E allo stesso tempo pensa invece chi, no, è dall'altra parte, perché questa è ovviamente una malattia familiare, una malattia che non colpisce solo chi ce l'ha, ma di riflesso colpisce chi la vive. E Franco nel film racconta bene, dice io amavo mia moglie, ma sapevo che in cambio non avrei ricevuto amore, non avrei ricevuto niente. E questo insomma è uno dei grandi temi, cioè nel senso che il film è proprio, il sottotitolo è non si guarisce dall'Alzheimer, non si guarisce dall'amore. Cioè l'amore non impara a dimenticare, l'amore forse hanno ragione loro, cioè il senso della vita non è vivere e amare, no? E questo è la base incredibile di questa malattia che ovviamente non esiste una classifica delle malattie belle o brutte, ma questa è una malattia lirica, è una malattia che ti dice che ti dice che incredibilmente riesce a rosicchiarti la vita, la mente, il cervello, gli organi, ma non l'amore. Cioè l'Alzheimer l'amore non lo può toccare, perché non sa dov'è, lo sappiamo noi, o forse lo scopriremo un giorno. Sì. E sulle parole ti posso dire che è anche l'assenza delle parole, no? Anche lì io ho visto, anche nel silenzio se vuoi, no? Un altro grande tema è la musica, e tanto qua posso parlare un po' di cinema, sono felice quando insomma ho rivisto Amour di Haneke, pensa quanto sono dosate le parole, no? Pensa quanto è importante il silenzio finale, pensa... Quindi le parole sono importanti anche nella loro assenza, soprattutto nella loro assenza. Cioè la mancanza di parola è il linguaggio che un malato di Alzheimer ha per comunicare con noi. C'è una delle prime scene, una delle prime protagoniste che tu incontri, la signora Pina, se non sbaglio, c'è un momento molto forte, quando canta Bruno Risas. Tu eri lì e quindi ti chiedo, dopo, quando sei uscito da quella casa, cioè, e assisti a una cosa del genere, come si sta? Quando io, il problema è quando uscivo dalle case in generale. Io quando sì, respiravo tutto quel dolore mi dicevo sempre sì, ma ora io esco, ora me ne vado, loro restano lì. No? L'episodio che tu citi è un altro episodio incredibile, un altro episodio che in un film non potrebbe succedere perché lo spettatore direbbe no, guarda cosa ci fa vedere, non è possibile. C'è una donna con l'Alzheimer, anche se insomma con un esordio piuttosto tenue ancora, che non si ricorda chi è il fratello, ma si ricorda tutte le parole di una canzone legata al figlio che non c'è più. Allora vedi che tu probabilmente assisti ad un episodio fenomenale, cioè una donna che sceglie scientemente di dedicare tutto quel serbatoio di memoria da cui lei può attingere e sul quale la malattia non può fare niente e lo dedica ad una persona, no? Che ama più della sua vita. No, e poi una cosa che mi ha colpito, insomma, tu dici che devi gestire gli occhi dei protagonisti. A un certo punto, dall'inizio alla fine, tu devi gestire gli occhi dei protagonisti. Io ti faccio veramente i complimenti perché ci vuole coraggio per affrontare una cosa del genere. È stata una discesa negli inferi spesso, insomma, veramente, veramente è stato un viaggio molto doloroso, però sai, sono contento perché poi alla fine insomma mi ha fatto bene a me, io penso di non averlo fatto sto film, cioè nel senso che comunque è un film che alcuni dicono ieri ma ne parli come se fosse il film più bello che hai fatto, ho detto ma guarda ma non ne posso nemmeno paragonare agli altri film che ho fatto, anche perché non l'ho fatto, ti posso dire è il film più bello che ho visto, questo sì te lo posso dire, cioè è il film più bello che ho visto,
perché io l'ho vissuto da spettatore, non l'ho vissuto da autore o da regista. Il film è un miracolo, insomma, è un miracolo per tanti aspetti, anche rispetto a tante persone che ho intervistato che il giorno dopo magari si erano chiusi in una fasia irreversibile, quindi come se mi avessero concesso la loro ultima intervista, no? È stato qualcosa di magico. Credo che alla base ci sia il cinema come mass media, cioè dove media è veramente dall'etimologia, quindi mezzo di comunicazione rispetto al fatto di voler condividere un dolore con qualcuno, no? Se io te lo scarico addosso a te, non pesa a te e magari io mi alleggerisco un po', sperando che non pesi a te. In realtà il dolore è sempre un po' pesante, però sai, anche là, caspita, se ne parla poco di dolore, come se tutti in questo momento storico fossimo tutti social, no? Poco sociali, non vogliamo sentir parlare di dolore, di malessere, poi in realtà ne parliamo in maniera voyeuristica, no? Sono stati 2 anni di pandemia dove si parlava della malattia, ma non si parlava né si parlava di vaccino, ma non di guarigione. Si parlava di malattia, ma non si parlava di vita, non si parlava di salute, si parlava di morte. Non si parlava di cura, no? Si parlava di vaccino, di uscirne, ma cosa vuol dire? Cioè, per esempio, l'Alzheimer è una cosa da cui non si guarisce, ma chi l'ha detto che poi dopo tutto sia importante soltanto la guarigione? Cioè, una cosa inguaribile vuol dire già che cioè, è una condizione, no? E quindi è importante, secondo me, il tragitto che fai per arrivare a quella condizione. E quel tragitto che è la cura, che il maestro Battiato aveva individuato bene in un titolo, e quella cura è esattamente l'amore. Ed è una cura che possiamo svolgere tutti noi, ma non c'è bisogno di ammalarsi di Alzheimer, insomma. È la cura che facciamo di noi stessi e delle persone che amiamo. Paolo, grazie, grazie mille per il tuo tempo, veramente. Grazie a te, mi dispiace se mi Grazie. sono... Ma Se mi stai sono... scherzando, ma stai scherzando. Ti faccio ancora i complimenti perché è stato un viaggio comunque impegnativo mentalmente. Credo che, ecco, per chiudere, ti volevo chiedere alla Non ti fine. ho fatto chiedere nulla, scusami. No, no, ma assolutamente, assolutamente, anche perché hai centrato tutti i punti, insomma, che poi volevo cogliere. Ehm, alla fine del viaggio, no? Cioè, quando hai visto l'opera compiuta, quindi la versione finale, eccetera, l'emozione che hai provato, ovvero ti sei sentito più svuotato perché ti sei scaricato di tutto, oppure ti sei di nuovo riempito? Non so, penso che la sensazione sia strana anche Sì, dopo. è una bella domanda. Intanto, vabbè, quando l'ho visto finito, credo che una delle cose più importanti, come dicevi tu, appunto è la parola, ma anche la musica. Per cui quando ho sentito le musiche di Gianluca Sambatare e Claudia Campolongo sono bellissime perché secondo me hanno rappresentato la commozione del film. Sono piene di lacrime quelle musiche. Cioè come se il film piangesse. Cioè come se il film, quando non ti commuovi tu, è il film che si prende questo fardello e si commuove attraverso la musica. E anche le canzoni non originali, c'è dentro anche Vasco Rossi, Sì, che devo ringraziare infinitamente perché insomma mi ha concesso una canzone, mi ha dato i diritti di un senso e insomma io non finirò mai di ringraziarlo, insomma è stata una benedizione. Mi sono sentito svuotato, sì, però mi sono sentito anche, sai, quando dico come l'ha digerito il film? Non l'ho digerito, ti dico la verità. Non credo lo debba digerire, non l'ho metabolizzato ancora. È un viaggio che, anche lì, utilizzo una citazione cinematografica. Il cinema è una notizia che non finisce mai, no? Ecco, questo film credo che non mi finirà mai, è un film che mi lavora dentro. Tra 10 anni lo rivedrò e mi dirò, guarda è scemo, guarda, ci potevi pensare da cosa non hai colto, guarda ora che sai quella cosa ce la potevi mettere dentro, no? A maggior ragione, una cosa che si fa con un'opera di invenzione, con questo documentario credo che la farò ancora di più, quindi non mi sento né vuoto né svuotato, sento di avere dei nuovi contenitori. grazie, grazie davvero, grazie Paolo. Grazie a te.